L'area ex-Quor tra 6 mesi non esisterà più. È il regalo per la Befana da MOM, direttamente dal suo presidente Giacomo Colladon. Noi abbiamo nel mese di dicembre 2025 acquistati gli ultimi 2 immobili. Adesso abbiamo la proprietà completa. Nei primi 6 mesi del 2026 faremo l'abbattimento, presenteremo il progetto esecutivo e quindi poi proseguiremo con la costruzione della nostra autostazione. E sempre con il 2026 nuovo avvicendamento di mezzi pubblici. Abbiamo in preventivo altri 86 mezzi. Questo riduce l'anzianità media del nostro parco a sotto gli 8 anni. E in contemporanea si concretizza il progetto della mobilità di Treviso totalmente elettrica, ma alternativa ai filobus di altre città. Abbiamo elettrificato la linea 1, parzialmente la 9 e parzialmente la 7. Nelle città più grandi c'è il filobus, nelle città come Treviso è opportuno fare diversamente, quindi con l'autobus elettrico. Ne abbiamo 21, altri sono in preventivo. Pronti anche per le prossime Olimpiadi invernali. Partirà col 6 di febbraio, con l'inizio delle Olimpiadi. La linea è una linea, sono 2 corse al giorno, partirà dall'aeroporto, andrà in centro città, poi andremo a Conegliano, Vittorio Veneto, Ponte delle Alpi e andremo su a Cortina. Ma il presidente Colladon vuole anche rispondere alle critiche del Partito Democratico espresse dalla consigliera Antonella Tocchetto sul servizio di bus a chiamata. Il Comune di Treviso e il Comune di Carbonera hanno deciso col 31/12/2025 di terminare il servizio a chiamata. Secondo me il servizio a chiamata è il futuro del trasporto pubblico. Noi attualmente l'abbiamo a Vittorio Veneto perché ce lo chiedevano le persone. In questo momento i numeri ci danno ragione, sono più le persone che usano il servizio a chiamata di quelle tradizionali e quindi d'accordo con l'amministrazione comunale continueremo anche nel 2026. Poi c'è la critica sulle mancate corse serali. Un servizio serale a Treviso è poco richiesto, l'abbiamo provato, abbiamo dovuto dismetterlo perché non avevamo utenza e quindi non vedo l'utilità di ripristinare un servizio di questo tipo. Colladon risponde anche sulle mancate corse in orari più indicati per pensionati e anziani. Stiamo utilizzando le tecnologie esistenti, sono i big data, sono i conto a persona, sono la telefonia mobile. L'utenza punta più in città come Treviso nelle ore di punta, no? Nelle ore di morbida il servizio è sufficiente perché l'utenza è quella che è. L'abbiamo contata, l'abbiamo rivista, l'abbiamo controllata, quindi l'utenza è quella che è. E a proposito di pensionati, infine Colladon manda un messaggio alla consigliere Tocchetto. Voglio dire al consigliere Tocchetto che io sono già in pensione dal 2016. Sono stato richiamato 4 mesi dopo dai soci di MOM, che forse capiscono più di lei di trasporto pubblico, e siccome lei sono decenni che è in consiglio comunale, sarebbe ora che andasse lei in pensione dal Consiglio Comunale di Treviso.